E abbiamo scelto il giorno dell'eclissi solare per sancire la fine del precampionato dell'Udinese che ormai da un paio di giorni si sta allenando cambiando l'ottica, perché se prima comunque durante la preparazione estiva si scendeva in campo poi in amichevole per gare magari anche prestigiose come è stata la FVG Cup, ma senza poi qualcosa di sostanziale in palio, come il passaggio di un turno di coppa o i 3 punti, adesso si comincia a fare sul serio perché sabato, nella giornata di Ferragosto, l'Udinese si giocherà contro il Padova il pre-passaggio nel primo turno di Coppa Italia per poi andare ad affrontare la vincente della sfida tra Venezia e Modena nei sedicesimi. Un precampionato in cui l'Udinese ha lavorato molto e ha cambiato alcune cose rispetto alla passata stagione. In amichevole, come sappiamo, sono arrivate solo le vittorie nel triangolare, bellissime vittorie, e meno male che sono arrivate perché concludono un po' nel migliore dei modi un percorso fatto comunque di pareggi e sconfitte, pareggio come quello contro il Mainz o sconfitte come contro l'Al-Shabaab e lo Swansea. E un precampionato che ha lasciato sicuramente diverse cose, secondo me, positive, ma anche sicuramente qualche magagna che non deve passare del tutto inosservata in vista poi di quello che sarà il campionato di Serie A e comunque una Coppa Italia dove chiaramente se Udinese dovesse uscire al primo turno non sarebbe la fine del mondo, però è chiaro che in primis chissà che un giorno la Coppa Italia non possa diventare un traguardo raggiungibile per l'Udinese. In passato non ci siamo andati troppo lontani, ma non l'abbiamo mai portata via a casa quando siamo arrivati negli anni scorsi in semifinale. Ecco, come detto dal direttore Hiller nei mesi scorsi, chissà che non si possa un giorno pensare di portarsela via, ma ovviamente per pensare di sollevare il trofeo bisogna passare in primis il primo turno. Quindi testa al Padova, la squadra biancoscurata, allenata da quel calabro che abbiamo già visto l'estate scorsa contro la Carrarese. Un precampionato che ha detto come mister Kostarunic abbia deciso di passare in quella che sembra una via definitiva al 3-4-2-1, abbandonando un po' quell'idea di una squadra con troppi vestiti forse tattici cuciti intorno, meglio forse puntare su un solo vestito che sia quello definitivo e dove i giocatori possano poi anche specializzarsi un po' usando quello scacchiere. Sappiamo che il tecnico ha usato nel corso di questo biennio già a volte a spot il 3-4-2-1, l'abbiamo visto nell'annata scorsa, ma abbiamo visto anche il 4-4-2 che ha dato risultati un po' alterni. Quando c'erano Luca e Toven ci aveva dato grosse soddisfazioni, quest'anno invece l'unico esperimento fatto, l'anno scorso l'unico esperimento fatto non è andata benissimo. E la sensazione è che forse il mister abbia un po' capito che l'idea di costruire una squadra estremamente camaleontica è un po' un azzardo, quindi forse è meglio usare il 3-4-2-1 per valorizzare gli elementi a disposizione, con al massimo qualche ritorno al 3-5-2 se dovesse essere necessario. Quindi abbiamo visto due giocatori a supporto di Keenan Davis, che sono Nicolo Zaniolo ed Kellenkamp. È chiaro che non cambia di chissà quanto il paradigma andando ad alzare di qualche metro in maniera fissa e Kellenkamp, però adesso comunque la mediana passa sostanzialmente a 2 fissa e Kellenkamp avrà ulteriori compiti in fase offensiva andando a svariare insieme a Zaniolo. Uno schema che quando presentato con la formazione titolare al completo almeno dalla cintola in su, devo dire che in amichevole non mi è dispiaciuto e mi ha convinto perché comunque Zaniolo è rientrato da tutta la querelle mostrando poi di essere molto convinto in ciò che faceva in campo, mostrando la giusta fame e si è visto subito nei vari test, compresa il triangolare con Barcellona e Nottingham Forest, ha messo subito in mostra le sue capacità e le sue qualità, dando buoni segnali in quel ruolo e giostrando molto bene con Voivoda. Ci ha messo un attimo, ma anche Keenan Davis, insomma, a tempo un paio di amichevoli è entrato in forma.
E, un paio di gol mangiati di quelli importanti, però poi ha subito messo in mostra le sue capacità. Nella FUG Cup non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma ha fatto vedere di che pasta è fatto a livello di qualità tecniche e tattiche. Ed è Kellenkamp con loro due inizialmente sembrava un po' svagato nella posizione, poi secondo me un po' alla volta lavorando in estate e nel corso dei test è riuscito a intendersi bene col resto del reparto e non ha fatto male negli ultimi test che hanno chiuso la preparazione estiva, e mi sembra che comunque i meccanismi anche con le fasce, con i due di centrocampo, siano già, siano già a buon punto. Quindi ecco, queste sono le cose un po' più positive, come secondo me è stato molto positivo l'innesto di Voivoda, come sapete, giocatore che a me piace molto, che si sta già disimpegnando bene e sembra avere già un buon feeling con Zaniolo, grazie anche un po' a quella che è l'esperienza maturata dall'ex Torino nel corso di questi anni nel campionato di Serie A. Probabilmente ecco, questo bagaglio culturale che ha a livello calcistico gli ha permesso di trovarsi fin da subito con Zaniolo, che chiaramente, avendo un tasso tecnico importante, poi ti rende anche il tutto un po' più facile. Prima di continuare, come sempre, tuttoinese.it, sito che riguarda 24 ore su 24 lo sport in Friuli, canali social, ci trovate su Instagram, Facebook e Twitter, i nomi delle pagine sono omonimi. E, inoltre ci trovate anche qui su YouTube, mi raccomando, se siete qui sul canale rosso, iscrivetevi e lasciate un like, che ci aiutano molto a crescere e a dare una gratificazione dello sforzo che stiamo facendo di portarvi anche sempre più video lunghi anche qui su YouTube, oltre a tutti i post e tutti gli articoli che vi portiamo tra le pagine social e il sito. Quindi sicuramente l'Udinese ha giocato un precampionato dove i segnali per quanto riguarda la formazione titolare dalla cintola in su sono stati, direi, più che positivi. Dietro, direi, invece ci sono state un po' le magagne, no? Nella linea difensiva Runic l'ha cambiata moltissimo, ha ruotato un po' tutti gli elementi che ha a disposizione, una rosa molto larga con tanti giovani anche interessanti, ma che non potranno restare tutti. E chiaramente in questa abbondanza di scelte, bisognerà anche un po' prendere delle decisioni, perché nel momento in cui dovessero restare un po' tutti i big, a parte Atta e Christensen, è chiaro che per esempio uno tra Mlacic, Abanqua e Palma sarebbe di troppo, perché avrebbe bisogno di fare minuti e probabilmente si ritroverebbe invece chiuso dai giocatori presenti, calcolando che potrebbe arrivare qualche nuovo innesto. E esattamente come sulle fasce, se Voivoda dovesse avere questa costanza di rendimento, Camarà sappiamo è uno dei pretoriani per Runjaic, c'è il rientro di Zaniolo, anche Arizala potrebbe non avere tutto questo spazio. Però al di là dello spazio o meno, chiaramente Runjaic ha approfittato del precampionato per ottenere dei feedback, e devo dire, sulla linea difensiva, i titolari sappiamo sono Bertola, Cabasele e Solé, scusate, in questo momento, con Christensen sostituito da Bertola, come già accaduto nella passata stagione, senza grosse ripercussioni in campo. Ecco, poi quando si è messo un po' a ruotare, magari sprovando Bertola a sinistra, Mlacic al centro, quando ha fatto qualche esperimento, ha ottenuto meno risultati. Quando ha messo i giocatori nei loro ruoli, quando ha messo i giocatori nei loro ruoli, poi ecco, i risultati ci sono stati, perché comunque Palme a Banqua, per esempio, da Bracetti di destra, hanno fatto egregiamente, secondo me, in questo precampionato. Dopodiché, sicuramente un'altra lacuna emersa è quella in attacco, nel momento in cui tu non dovessi avere i tuoi tre tenori, ovvero Kellenkamp, Zaniolo e Davis. Purtroppo Bayo, Buxa e Gueye hanno mostrato dei limiti diversi, perché per esempio Gueye è ancora molto giovane, si sta facendo e quindi ha delle prospettive. Buxa e Bayo probabilmente come alternative sono ancora un po' pochino per pensare di sopperire a Davis e Zaniolo, vedremo un po' se sul mercato arriverà qualcosa per rinforzare un po' un reparto che, quando è stato senza appunto i suoi titolarissimi, non ha dato le risposte sperate in campo, al di là del gol di Baggio col Barcellona, bello tutto, però non ha fatto delle prestazioni particolarmente positive per essere ricordato poi in questo precampionato, e già l'anno scorso ha dimostrato
delle difficoltà nell'approcciarsi con la Serie A. Quindi sicuramente una squadra che col 3-4-2-1 cerca di essere più a trazione anteriore, cerca di valorizzare ulteriormente il materiale offensivo che ha a disposizione, e chissà che in quella mediana insieme a Karlstrom prima o poi non vedremo Miller dal primo minuto al posto di Piotrowski. Sarebbe probabilmente un altro upgrade, perché Miller a livello di qualità, sicuramente non ha la fisicità di Piotrowski, però a livello di qualità è nettamente il centrocampista più tecnico che hai, con delle giocate che sono veramente fuori dal comune. Quindi una squadra più a trazione anteriore, più propositiva, che cerchi di fare ulteriormente quel gioco propositivo che vuole Runjaic. Dall'altro, in una rosa estremamente larga, bisogna pensare bene a chi mantenere per le rotazioni, e a quei due elementi che potrebbero sistemare definitivamente poi le varie coppie, perché come detto in attacco manca qualcosina, e in difesa hai tantissimi giocatori adatti a giocare da braccetto destro, ma ti manca probabilmente qualcosa a sinistra. Ecco, e una linea difensiva che appunto, bene se ci sono i titolari, anche qui quando non ci sono loro e bisogna fare qualche invenzione in più, la d'utilità in questo momento latita, ma anche qui vedremo in serie di mercato cosa accadrà. Questo è il quadro, secondo me è un'annata che può essere positiva, c'è ancora da lavorare, c'è un mercato ancora aperto e quindi l'ultimo bilancio verrà fatto a mercato chiuso, però ecco, un precampionato dove comunque qualcosa di interessante lo si è visto, e sicuramente ecco, la coppiata Zaniolo-Davis è già una buona garanzia per riuscire a provare quantomeno a replicare quanto fatto nella passata stagione, sperando in un ulteriore miglioramento da parte, per esempio, non lo so, di Ekellenkamp, da parte della difesa con un Sole che se dovesse restare ha già un anno in più di esperienza in Serie A, con Umbertola in crescita, Voivoda che è una nuova certezza, in panchina hai un Miller che secondo me prima o poi quel posto se lo andrà a prendere, quindi ci sono diversi elementi interessanti da andare a considerare anche durante il proseguo della stagione. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci rivedremo dopo la partita contro il Padova. Per questo video per ora è tutto, io vi ringrazio, un saluto, mi raccomando ricordatevi di iscrizione e like e ci vediamo alla prossima. Ciao!